Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, buongiorno. Oggi mercoledì 11 gennaio, il mercoledì secondo me è una giornata che segna un po' il giro di boa verso la seconda metà della settimana, quindi verso il weekend, e iniziamo a rilassarci, ecco, un po'. Iniziamo andando un po' a capire come andrà questa giornata con il nostro oroscopo, con Radio.0 e insieme a me Maria, anche oggi pronta ad accompagnarvi con le curiosità. Iniziamo subito. Ariete, voi stimolati dall'ambizione, ispirati da un'insolita concretezza, vi rimboccate oggi le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati fino a qui. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione e vivacità. Non concentratevi però sulle cose di poco conto, date priorità a certe situazioni. Toro, il passaggio odierno della luna in Vergine è protagonista, un vero e proprio toccasana per i problemi pratici che generano ansia e vi costringono a mordere il freno, una situazione che vi capita spesso al momento. Efficienti e rapidi nell'agire, voi vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Parola d'ordine: organizzazione. Gemelli, eccoci, un affare importante in questo mercoledì terrà a desta la vostra attenzione. A prezzo di un lieve nervosismo ci sta tutto, avrete dei vantaggi economici e le soddisfazioni non mancheranno di certo. Una faccenda familiare affrontata con troppa leggerezza, attenzione, vostro malgrado necessita di essere rivista. Agite con cautela. E siamo ora dai nostri cancro. Grazie a una buona dose di concretezza lavorare oggi non vi pesa per nulla, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare, le vostre cose preferite, insomma. Tenerezza e buonsenso sono le caratteristiche perfette per ristabilire la pace e favorire l'intesa, sia in famiglia sia sul lavoro. Gestitele e utilizzatele al meglio. I nostri leone oggi puntano direttamente al sodo, cercate di non perdervi in idee nebulose, magari anche dietro consiglio di un amico, lo seguite e poi sbagliate strada, piuttosto consolidate le certezze acquisite, con calma, passo dopo passo. Potrete smaltire buona parte degli impegni arretrati oggi e sbrigare con successo incombenze, noiose ma necessarie, ogni tanto bisogna farlo. Luna armonica a Urano, amici della Vergine, garante di trovate vincenti, di libertà d'azione sia per la sfera professionale sia per quanto riguarda le vicende personali, un po' di tutto, un mix a 360 gradi. Conciliare la famiglia e gli amici con il lavoro vi procura infatti un po' di stress al momento. Definite quindi le vostre priorità, magari fate una lista delle cose che avete da fare. Bilancia, amici, come tutti avete la vostra parte sia di azioni positive che di ostacoli da superare. Non indulgete perciò a un vittimismo che non vi porterà lontano, piuttosto datevi coraggio, evitate i clamori della folla, soprattutto se oggi avete voglia di silenzio, piuttosto ritrovate i valori profondi dentro di voi, avete bisogno di riflettere. Scorpione, anche per voi armonica a Mercurio c'è la luna nella Vergine, vi offre occasioni impensate per la carriera, ricompense meritate, quindi un'ottima giornata per un salto di qualità se lo volete fare. Godetevi questo clima di assoluta tranquillità, non capita spesso, di pace ritrovata, senza preoccuparvi comunque del futuro, cercate di toglierlo dalla mente, poi si vedrà. Amici del Sagittario, tirando in ballo il lavoro, la luna in Vergine ha un effetto un po' deludente, non quello che vi aspettavate, specie se a incentivarvi ci sono novità di cui approfittare così velocemente. Invece di demoralizzarvi oggi, il richiamo al dovere vi stuzzica, vi dà quel brio in più, la routine è piacevolmente mossa e voi ne siete felici. Capricorno, stimolante per voi il connubio Luna, Mercurio, Urano, sia per le finanze sia per portare a termine presto e bene le vostre incombenze lavorative, un bel lavoro di squadra grazie alla comunicativa. Nell'attività oggi andrete spediti, con serenità, buon umore e collaborazione si lavora bene e aumenta pure il rendimento. Acquario, siamo da voi anche per tirarvi un po' sul morale. Questo mercoledì è complesso ma non difficoltoso, tuttavia è meglio andare sul sicuro. Evitate accuratamente le situazioni che comportano dei rischi e occupatevi piuttosto di cose che riguardano la vostra area personale, quindi faccende domestiche, acquisti, finanze, tutto sommato potreste trarne delle gratificazioni, ma dovete lavorarci un po' su. I nostri pesci arrivano in chiusura, in trigono a Urano c'è la luna dall'altra parte del cielo che volge l'attenzione ai dettagli, vi ritroverete precisini, vi accorgerete di molte cose che non avevate notato prima e farete un po' il punto. Fantasia e intuito sono le vostre armi migliori, in particolare oggi, ma quando serve sapete operare anche con tempestività, sapete darvi il giusto equilibrio, bravi. Ed è tutto quindi dalle novità dell'oroscopo. In questo mercoledì noi ci ritroviamo domani mattina sempre con le curiosità, quindi vi aspettiamo. Un saluto a tutti amici, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0